Insieme, credo in te, Gesù, ci crediamo. Credo in te, credo in te. Credo in te, Gesù. Credo in te, credo in te. Credo in te, Gesù. Credo in te, credo in te. Credo in te, Gesù. Credo in te, credo in te. Credo in te, Gesù. Credo in te, Gesù. Con te posso ogni cosa, se Dio è con me. Niente è impossibile con te, gli occhi miei si aprono, le fortezze cadono, io vivo per te. Niente è impossibile, credo in te, credo in te. Credo in te, Gesù. Credo in te, credo in te. Credo in te, Gesù. Facciamo un applauso a Gesù. Signore, ti ringraziamo che siamo qui alla tua presenza questa mattina, Signore. Grazie per la tua misericordia, per il tuo amore, Signore. Grazie per la vita che ci hai donato. Grazie perché con te abbiamo una vita eterna. Signore, benedici ciascuno di noi, benedici la tua Chiesa oggi. Signore, ogni cosa vogliamo farla per la tua gloria, per l'edificazione del tuo regno, Signore. Benedici ciascuno di noi oggi e chi ti sta cercando, che ti possa incontrare, che possa aprire il suo cuore, Signore, perché tu sei il datore di vita. Grazie Gesù. Amen. Chi vince il buio ed il peccato, il cui amore è così grande, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Chi scuote tutto, il mondo intero, chi ci stupisce in ogni istante, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Chi spazza via la confusione, chi ci ha reso suoi figli e figlie, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Chi guida il mondo con la giustizia, il cui splendore è come il sole, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me.
Degno è l'agnel di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnel di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnel di Dio, degno, degno, degno sei, questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me.
Alleluia. Gloria a Gesù. Amen. Un bel amen. Gloria a Dio. Amen. Accomodatevi, fratelli. Il Signore ci benedica in questo giorno insieme. Giorno particolare, giorno speciale. Benvenuto a tutti coloro che sono in mezzo a noi per la prima volta. Benvenuto agli ospiti. Oggi avremo un giorno particolare. Abbiamo un ospite particolare. Ecco, adesso per quanto riguarda il portare la parola, mi è venuto, fratello Costanzo, mi è venuto in mente una cosa. Noi siamo un po' come delle persone che portano le bombe in giro, perché la parola di Dio è come una bomba a orologeria. Noi ogni tanto nel gruppo di Gedeoni ci diciamo, consegniamo questi Vangeli, questi Nuovi Testamenti e non sappiamo, magari inizialmente non vediamo niente, ma alla lunga sentiamo che in quello scaffale qualcuno ha preso un Nuovo Testamento da tanto tempo, che era vecchio ormai, l'ha aperto e ha dato il cuore al Signore. Sono come delle bombe a orologerie messe in abitazioni, in alberghi, in caserme, in case di cura, eccetera. Per cui mi è sembrato come di dire facciamo questo tipo di lavoro, andiamo a mettere qualcosa di veramente esplosivo. E per parlare di esplosivo voi sapete che la dinamite, la dunamis, la potenza è quella dello Spirito Santo. Amen. Io lascerei la parola al fratello Costanzo. Sei dotato di microfono, mi sembra, hai tutto? Sono dotato di microfono. Ecco, bene. Che il Signore ti benedica. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, dopo che ho sentito che domenica prossima c'è il fratello Franzini, stavo per andare via. Lo conosco da 30 anni. Anzi, mio figlio sposa a maggio una ragazza della sua chiesa, quindi quando domenica prossima viene dite c'era Costanzo qua e gli portate i miei saluti. Bene, possiamo partire con il PowerPoint. Mi chiamo Costanzo Placentino, quindi né Costantino né Piacentino. Sì. Sono più vecchio io, secondo me. Però. E sono il responsabile nazionale della The Gideons International e ho il piacere di lavorare a pieno tempo in quest'opera da 3 anni. In questo momento, purtroppo, faccio anche le veci del direttore nazionale, il fratello Gianni Bruno, per quanti lo conoscono, perché sta affrontando una brutta malattia. E quindi potete immaginare che abbiamo bisogno di preghiere, anche perché di colpo mi è caduta addosso qualunque cosa. E dobbiamo pregare perché i tempi sono lunghi e la malattia che ha non è per niente benevola. Quindi preghiamo per lui. La The Gideons International, dov'è il PowerPoint? Sì. La The Gideons International è in Italia da tantissimi anni, da circa 30 anni, poi si è formata, si è organizzata, appunto, fino al punto di avere oggi tutta una serie di cose che vedremo, ma un direttore, qualcuno che lavora a pieno tempo in Italia, che cura da nord a sud tutte le persone iscritte e abbiamo il piacere di portare in giro questa parola, no? Davanti alle scuole. E ha ragione il fratello, noi siamo chiamati a distribuire, a seminare perché chi fa crescere è il Signore, chi raccoglie è il Signore. Tu fai quello che devi fare. E di testimonianze ce ne sono veramente tante e carine. Questa è la sede internazionale a Nashville, giusto per sapere dove siamo come centrale operativa a livello mondiale. Siamo un'associazione di liberi professionisti e cristiani, imprenditori ed altre figure che oggi ci sono nel mondo, perché il mondo del lavoro è cambiato, e devo dire che in Italia riusciamo a descrivere, insomma, una fascia che va al di là degli imprenditori e anche dei professionisti. Abbiamo direttori, abbiamo responsabili, abbiamo manager, ringraziamo il Signore. Cosa facciamo noi? Io però mi sposto perché tanto il microfono, come è vero? Perfetto.
Il compito dei Gedeoni qual è? Vuole essere quello di essere il braccio esteso della Chiesa. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Questo perché, come diceva il fratello prima anticipandomi, noi lavoriamo in 7 aree specifiche. Non ci vedrete in giro con un tavolino a dare nessun volantino, perché questo lo fa la Chiesa. Non ci vedrete organizzare un concerto, perché questo lo fa la Chiesa. Non ci vedrete fare delle tende, perché questo lo può fare la Chiesa. Non ci vedrete fare i raduni, perché non siamo una Chiesa. I raduni le fanno le chiese, come quello che ieri c'è stato a Milano. Il braccio esteso, perché vogliamo arrivare nelle aree che dopo vediamo, e ci arriviamo in maniera organizzata e continuativa. Guglielmo Lopez è il mio responsabile delle Marche, uno dei miei responsabili delle Marche. Lui viveva nelle favelas in Sud America e lui dice, quando io andavo a scuola che ero piccolo, dice, qualunque cosa mi regalassero davanti alla scuola mi cambiava la giornata, perché uno che vive nelle favelas non ha nulla, non sa se arriva a sera e mangia o il giorno dopo si ha da mangiare. Quindi quando davanti a scuola gli regalarono un Nuovo Testamento, lui andò giù di testa, contentissimo, andò a casa, attenzione, papà e mamma divorziati, papà molto ricco, andato via, ha lasciato la mamma con i figli nelle favelas, ok? Quindi una vita molto disagiata. E lui dice, quando mi hanno regalato il Nuovo Testamento mi hanno chiesto dove abitassi. Ma quando abiti nelle favelas non gli puoi dire vai in via Toti al 54. Gli devi dire, quando arrivi lì c'è una casa gialla di cartone, poi gira, c'è un'altra casa rossa con il tetto in amianto, poi avanti ce n'è una nera che ha le finestre con i vetri in plastica, ecco io abito lì. Questa era la condizione di questa famiglia. Qualche giorno dopo però qualcuno va a trovarlo, di una sorella che gli aveva dato il Nuovo Testamento e gli dice, vuoi frequentare una scuola dei bambini, la classica scuola domenicale? Abbiamo una chiesa qui vicino, ti veniamo a prendere noi, ti portiamo noi, ti andrebbe? E lui accetta. La mamma molto tranquillamente accetta e di lì a poco lui accetta il Signore. Cosa succede? Evidentemente sono storie che ci vorrebbe più tempo per raccontarle. Succede che di lì a poco si presentano i nonni paterni e dicono alla mamma, noi siamo ricchi, gli possiamo dare una buona istruzione, possiamo mandarlo nelle scuole migliori, possiamo pagargli i vestiti, lo possiamo tenere a casa, dove avrà un pasto la mattina, la sera, pomeriggio quando vuole, fallo venire con noi. E la mamma, una mamma in quelle condizioni cosa avrebbe fatto? Noi cosa avremmo fatto? Vai, stai meglio lì. Benissimo, e lui va dai nonni paterni, ma circa 6 mesi dopo i nonni paterni lo vogliono portare in chiesa cattolica e farlo battezzare. Vi ho detto che lui si era già convertito, scappa. E nel tornare a casa, sapete cosa succede? Che torna a casa e trova la mamma e i parenti che aveva lasciato, tutti convertiti. Oggi abitano in Italia, abitano nelle Marche, hanno una buona posizione, il Signore li ha benedetti e lui mi tira fuori sempre il Nuovo Testamento come questo, dove alla fine del Nuovo Testamento c'è la confessione di fede, se uno vuole accettare il Signore, dove tu metti una firma e dici guarda, questo lo conserverò per sempre, perché mi ha cambiato la vita. Cosa hanno fatto quei credenti dei Gedeoni? Hanno semplicemente seminato. Il Signore poi attraverso le situazioni ha portato un'anima dalla sua parte. Ed è quello che noi vogliamo continuare a fare. In Italia abbiamo 100 campi, siamo circa 1250 iscritti, nel mondo siamo in 200 paesi e queste Bibbie vengono tradotte in più di 100 lingue. Dal 1908 ad oggi abbiamo distribuito circa a livello mondiale, nelle 200 nazioni dove lavoriamo, circa 2,5 miliardi di Bibbie. Lo dico perché la gloria va dal Signore, lo dico anche pensando a quel passaggio della Scrittura che ci dice che quando il Signore tornerà, nessuno potrà dire io non lo sapevo.
Perché noi 2,5 miliardi di Bibbie, ma scommetto che anche voi come Chiesa distribuite dei Vangeli e altre associazioni lo fanno, si impegnano per questo. Nessuno potrà dire: ah, caro Signore Gesù, ecco a me proprio non è mai arrivato neanche un versetto della parola di Dio. Bugia, perché l'Evangelo sta viaggiando e sta arrivando, come dice la parola di Dio, come diceva il passaggio, alla fine, all'estremità di ogni nazione. Sta arrivando. E siccome questo ci dice anche che quando l'Evangelo arriverà ad ogni estremità della terra, il Signore tornerà, bene, noi vogliamo accelerare il ritorno del Signore, quindi vogliamo continuare a distribuire ancora più Vangeli, più Bibbie nel mondo. Ero negli Stati Uniti l'anno scorso, sì, e noi facciamo una convention internazionale da dove arrivano tutti i delegati dai 200 paesi, erano circa 4.000, ero un attimino andato in bagno, rientro nel salone e sul palco c'era Brian Cole, con la sua cresta, con i suoi tatuaggi, e là mi dico: ho sbagliato posto, dovevo andare nel salone di fianco, perché ero ad un incontro evangelico. Chi è questo qui? E lui racconta la sua storia. Bullizzato da piccolo, genitori divorziati, questa è una costante, spesso nelle vite dei ragazzi che si perdono. Chiudo parentesi. E lui diceva esplicitamente, ha detto: io non so quanti ragazzi adolescenti, parola che ha usato, ho sviato alla droga, all'alcol, a diventare ladri, spacciatori. E lui vive questa vita brutta e a un certo punto inizia a chiedersi che senso ha viverla così questa vita. Se doveva continuare a vivere onorando il male e colui che è il suo re, ma non trovava uno sbocco, tanto che finì, e da lì una grossa dipendenza che durò per circa 10 anni, in una setta. E la sua più grossa dipendenza, sapete qual è stata per 10 anni? Un po' di brividi? Bere sangue umano. Ma evidentemente non trovò quello che stava cercando. Entrava ed usciva dalle carceri, e una di queste volte in carcere trovò un Nuovo Testamento, iniziò a leggerlo. Probabilmente il Signore aveva già iniziato un'opera in questo cuore. Ma sapete, l'eunuco: io leggo ma non capisco nulla se qualcuno non me lo spiega. E lui fece chiamare il cappellano e gli disse: io so che qui c'è qualcosa di importante, ma non riesco a decifrarlo. Che cosa c'è scritto? Il cappellano del carcere gli spiegò il piano di salvezza e lui si convertì. E infatti, se voi leggete, c'è scritto pastore Brian Cole, quindi qualcosa nella sua vita è cambiato. E sapete di cosa si occupa soprattutto? Dei ragazzi adolescenti che hanno dei problemi. Il Signore salva, il Signore ti incastona nel suo piano e ti usa, e sa come usarti. Alcuni dati italiani: 8-9 al giorno i nostri ragazzi li passano davanti ai social e agli smartphone. Dico una bugia, vero? Anche perché spesso lo facciamo anche noi, quindi. Il 31% dei giovani ha problemi psicologici, il 22% hanno problemi di depressione, nel 16% ci sono disturbi alimentari, nel 25% di questi giovani soffrono di anoressia e bulimia, il 43% soffre di ansia e di stress. Ma il dato che ci deve far preoccupare è questo: il 38% di giovani almeno una volta ha pensato di suicidarsi. Tanto le cose buone che offre la nostra società, ma se vedete in tutti questi dati cosa c'è dietro? C'è un grave appesantimento dell'anima, c'è un'anima che soffre e che cerca in quello che offre il mondo di riempire quel vuoto che ha dentro. E noi sappiamo che solo il Signore Gesù può riempire il vuoto che abbiamo dentro, se no queste cose varrebbero anche per noi.
Grazie al Signore perché siamo qui questa mattina, perché vuol dire che un giorno ci è venuto a prendere lì dove eravamo, tutti diversi, con la nostra propria situazione, e ha detto vieni. E noi abbiamo detto sì Signore, ho bisogno di te, entra nel mio cuore. Vogliamo portare questo soprattutto ai giovani, per avere possibilmente una società diversa domani. Dobbiamo lavorare molto sui nostri giovani. Dove operiamo? Ecco, quali sono le aree dove noi siamo, dove possiamo distribuire, dove di solito le chiese non vanno? Io ho 53 anni, i miei genitori erano evangelici, sono nel mondo evangelico, posso dire da sempre. Ma in queste aree, in maniera particolare, specifica e continuativa, di solito le chiese non vanno. Le strutture sanitarie, gli ospedali, i laboratori, i consultori, abbiamo gli alberghi, i motel, che siano pensioni più che B&B. Abbiamo le scuole medie, superiori, università, non scuole elementari. Penitenziari, minorili, ordinari, di massima sicurezza, campi evangelici. I miei figli sono nati in una famiglia cristiana, sono sempre venuti in chiesa. Sapete dove si sono convertiti? Ad un campo evangelico, tutti e tre. Perché ognuno ha la sua strada. E nei nostri campi evangelici molte volte ci sono, e tanti sono, la maggior parte che ci vanno, non sono convertiti. Sì, negli ultimi 2 anni abbiamo lavorato molto bene con alcuni campi evangelici in Italia. Nelle caserme, forze armate, vigili urbani, vigili del fuoco e banchi alimentari. Possiamo collaborare con quelle associazioni solo evangeliche che provvedono questi pacchi alimentari per chi ne ha bisogno e poter inserire in questi pacchi un Nuovo Testamento. Arrivo alla fine. Sapete, delle volte ci sono dei giorni nei quali ti alzi e pensi che tutto sia uguale a ieri. E invece quel giorno segnerà la tua vita. E il 3 febbraio del 2007, in Colombia, in questa miniera, successe qualcosa di grave. La mattina questo papà, prima di andare via, continuava a discutere con la figlia che aveva ricevuto un Nuovo Testamento davanti a scuola, dicendogli basta, non leggerlo, ti ho detto che lì ci sono delle sciocchezze, non lo devi leggere, ti devi alla mente, basta, buttalo via. E sono già giorni che ti dico che non lo devi tenere sempre in mano. Per favore, fai quello che dice papà, E quella mattina, prima di uscire, gli strappò il Nuovo Testamento dalle mani e se lo mise in tasca e disse basta, adesso lo porto via, perché non voglio che lo leggi. Mi stanno venendo a prendere? E come dicevo, senza sapere, perché noi non conosciamo il futuro, quello che gli stava davanti. A mezzogiorno una parte di quella miniera dove lui lavorava come minatore crolla, alcuni vengono tirati fuori, 20 rimangono incastrati dentro. Quando arrivano i soccorritori, trovano delle persone senza vita, morte. Nelle mani di questo papà però hanno trovato questo Vangelo, cioè io l'ho visto. E come dicevo, alla fine di questo Vangelo c'è la tua testimonianza di fede, puoi metterci una firma. E trovarono 20 firme e sotto un PS per la figlia. Continua a leggere questo libro perché qui c'è la vita. Nella morte, nella sofferenza, Gesù ha vinto ancora. Questo è quello che noi vogliamo fare. Non sappiamo, come diceva il fratello, spesso quanti se ne convertono. Certo che poi tu giri chiese, giri anche nazioni e trovi persone. Io mi sono convertita perché me l'avete dato davanti all'università. Non so chi è stato, non mi ricordo quella persona, però so che quel libretto ha cambiato la mia vita. Gloria al Signore. Noi vogliamo fare semplicemente questo. Marostica, Campo dei Gedeoni, ci sono 6 Gedeoni, 2 ausiliari, e devo dire che è uno dei campi più vecchi in Italia e che per pochi che siano, lavorano. Lo dicevo ieri con lui rispetto ad altre situazioni, con il mio responsabile di zona, vieni Antonio, e dicevo quelli di Marostica per noi sono un esempio. Pochi,
hanno impegni nelle loro chiese, continuano a lavorare e a portare la parola di Dio alle persone. E noi di questo dobbiamo ringraziare il Signore. Voi in questa chiesa dovete ricordarvi di questo e pregare, perché questa è un'opera spirituale. Che il Signore possa continuare a guidarci. Vuol dire qualcosa? Lui è il responsabile della zona 10, quindi del Veneto, Friuli e Trentino. È un Veneto puro sangue, quindi non fate caso all'accento. Appunto, proprio questo volevo dire, sono un Veneto doc. Sono da 23 anni che abito a Sedico insieme alla mia moglie, ai miei figli e ai miei nipotini. E grazie a Dio, se abbiamo il Signore, ho avuto grazie che il Signore mi ha salvato diversi anni fa e negli ultimi tempi sto collaborando anche con il fratello Costanzo in quest'opera di Gedeone. E vi dico che veramente sto sperimentando delle benedizioni particolari, visitando chiese, avendo comunione con i fratelli dei campi diverse delle zone, stiamo vedendo veramente la gloria di Dio. Io penso proprio in questi ultimi tempi ciò che ancora ci è rimasto come figlioli di Dio e come cristiani, quelli di poter distribuire la parola di Dio, perché è l'unica cosa che ancora questo mondo ha bisogno di conoscere la verità, e la verità è solo attraverso la parola di Dio. Un esempio proprio semplice: sabato scorso come chiesa stavamo evangelizzando a Feltre e ho notato qualcosa di così bello, siamo stati edificanti, siamo stati proprio toccati noi stessi come credenti, che abbiamo distribuito semplicemente dei volantini in piazza e abbiamo visto tante persone che si sono fermati, avevano il desiderio, il proprio cuore di sapere delle risposte, perché stanno in cerca di risposte in questi ultimi tempi per tutto ciò che sta succedendo, e tante persone hanno chiesto preghiere in piazza. E questo per noi è stato qualcosa di bello. E poi nello stesso tempo 2 persone domenica sono venute in chiesa e durante il culto piangevano tutto il tempo della durata del culto. Questo è il tempo dove veramente dobbiamo approfittarne di poter distribuire la parola di Dio. Amen. Dio vi benedica. Grazie. Di cosa abbiamo bisogno allora? Di preghiere. Fratelli, guardate, qualunque opera del Signore non va avanti senza la preghiera e senza che noi ci consacriamo a Lui. Non va avanti. Potremmo lavorare a un certo punto, stancarci, dire basta, non ne posso più, perché abbiamo usato le nostre forze. Ma il Signore deve essere presente in tutto quello che facciamo. Quindi ricordatevi nelle vostre riunioni di preghiera a casa i Gedeoni in Italia. Il Signore saprà che cosa fare e dove operare. Abbiamo bisogno di operai, sì, perché Marostica ha bisogno di altre persone, perché vogliamo lavorare di più e meglio. Che il Signore parli ai vostri cuori. E qualunque tipo di sponsorizzazione, di offerta che viene fatta dalle chiese, noi la dobbiamo e la destiniamo alla stampa dei Nuovi Testamenti, perché sapete, non c'è lo zio d'America e questi noi li distribuiamo gratuitamente, ma evidentemente alla fonte qualcuno li ha pagati. E ringraziamo il Signore, perché devo dire che anche in questo, in generale nel mondo non dobbiamo soccombere al momento. Questo è il campo di Napoli e ve lo faccio vedere perché la The Gideons italiana eccelle in quella occidentale, tra le associazioni occidentali, per essere la più giovane. Noi parliamo di giovani, spesso andiamo in chiese anche con un'età, ma la The Gideons italiana ha come media ragazzi dai 30 ai 40 anni. Voi direte a me, ma a 40? Beh, allora vi dico anche che la The Gideons americana, la media della The Gideons americana, dove è nata, dove è esplosa, è di 70. La media, quindi vuol dire che dentro ci sono alcuni di 90. Ok? Quindi questo ringraziamo il Signore, perché anche questa è un'opera del Signore. Io ringrazio, e a proposito di giovani, noi abbiamo questo cartellino che inseriamo nei Nuovi Testamenti, dove sapete oggi il cellulare ce l'abbiamo in mano, abbiamo detto, spari questo cartellino, c'è un piccolo video di qualche secondo che ti introduce alla lettura della parola di Dio. Perché oggi, diciamolo onestamente, prima di leggere, se c'è qualcosa che possiamo guardare sul cellulare, andiamo prima sul cellulare. Bene, allora ci siamo un attimino modernizzati anche noi, perché tutto usato bene può fare del bene, tutto usato male può fare del male.
Grazie della vostra attenzione, ai responsabili, al pastore che non c'è, grazie veramente di avermi ascoltato. Adesso passiamo alla parola del Signore e continueremo a parlare di Gedeone, quest'uomo che direi che, se dovessi dare un titolo, un uomo come noi. Quando ero piccolo, mia madre continuava a leggermi tutte le sere la parola di Dio. Sapete quel libro rosso, la storia più bella della Bibbia, non so se lo avete a mente, qualcosa di vecchio, perché poi hanno fatto un paio di ristampe, 2 o 3, poi hanno smesso. È finito tutto su una chiavetta adesso, adesso è finito tutto su una chiavetta. E dicevo, e lei aveva questa costanza. E io quando sentivo parlare di certi uomini, Gedeone, Noè, Mosè, Pietro, Paolo, e mi sembravano da piccolo, questi sono là, questi qua non sbagliano mai, questi qualunque cosa il Signore gli dice sono pronti. Poi mi sono fatto grande, mi sono convertito, ho fatto le mie esperienze, ho iniziato a leggere io la parola di Dio, ad approfondirla e ho scoperto che tutti questi personaggi erano come me, che sono caduti, che hanno disonorato il Signore, ma anche di fronte alle loro cadute hanno saputo mettersi nelle mani di Dio, a volte dire io ho sbagliato, ricercare la volontà di Dio ed essere usati grandemente dal Signore, perché è il Signore che deve fare l'opera sua nei nostri cuori per far sì che l'opera sua vada là fuori. Sapete cosa siamo venuti a fare qui questa mattina? Sì, a lodare il Signore e grazie per quello che mi avete trasmesso. Ma questa è una caserma dove il popolo di Dio si raduna, si rimette in forze, perché sapete dov'è la nostra battaglia? È là fuori, è là fuori. Chiese che si separano, chiese che si dividono, 1000 rivoli di denominazioni, 1000... La nostra battaglia è fuori, non tra di noi. Uomini di Dio, figli di Dio, che Dio ha salvato, e nel cielo ce ne renderemo conto plasticamente, perché secondo me avremo tante sorprese nel cielo. La nostra battaglia è fuori. Allora si viene qui alle riunioni, ci si rinfranca, si prega gli uni per gli altri, si danno testimonianze, andremo a casa benedetti per essere pronti a tornare qui alla prossima riunione tra un paio di giorni, perché abbiamo bisogno di stare assieme. E allora torniamo a Gedeone. Gedeone, quindi siamo al capitolo 6 di Giudici, è un uomo come noi e leggiamo, abbiamo parlato anche di difficili che stiamo vivendo e sono d'accordo. Io credo che il Signore mai come in questo momento sia vicino dal tornare. Non mi fate dire quanto, però onestamente quello che sta capitando in questi anni non è mai successo nella storia. E siamo al capitolo 6, leggiamo qualche versetto, poi la storia la conoscete, vero? Se no perderemmo tantissimo tempo. E dice, ora i figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno. E l'Eterno diede nelle mani di Madian, 7 anni. Attenzione, c'è sempre una causa-effetto, no? Anche se dobbiamo fare attenzione a non estremizzare questo concetto, ma in questo caso ci viene detto che il popolo di Israele fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno e il Signore fu costretto a punirlo. Ok? La mano di Madian si fece forte contro Israele. Per la paura dei Madianiti, i figli di Israele si fecero caverne che sono nei monti e le spelonche per i forti. Quando Israele aveva seminato, i Madianiti con gli Amalechiti e con i figli dell'Oriente salivano contro di lui, si accampavano contro Israele, distruggevano tutti i prodotti del paese fin verso Gaza. Gaza c'è sempre stata, è sempre esistita. E non lasciavano in Israele né mezzi di sussistenza, né pecore, né buoi, né asini, poiché salivano con il loro bestiame e con le loro tende e arrivavano numerosi come locuste. Essi e i loro cammelli erano innumerevoli e venivano nel paese per devastarlo. Israele fu ridotto in grande povertà,
a motivo di Madian, e i figli di Israele gridarono all'Eterno. Cosa succede? Questa è storia in questo primo passaggio. Un momento difficile, un momento dove Israele stava soffrendo, un momento dove non solo Israele soffriva ma soccombeva, non sapeva come fare, non sapeva come tenere fuori questi che arrivavano come locuste, migliaia di persone, non sapeva come difendersi. Tanto che ci dice: Israele fu perciò ridotto in grande povertà a motivo di Madian. Quale momento difficile tu stai passando? Quale momento difficile sta passando la Chiesa? Noi non ci conosciamo, ma sapete, sono convinto che ognuno di noi ha il suo peso nel cuore. Ascoltavo la sorella prima e dicevo, mentre parlavo, dicevo: ma qualcuno avrà detto qualcosa a questa sorella della mia situazione? È esattamente quello che stai passando. E dopo tanti anni, 10 anni circa, il Signore ha iniziato a dire a me e mia moglie: inizia a cambiare tu, inizia a mollare tu, inizia a lasciare quell'ancora che ti tiene lì. Sei stato ferito? Lo so. Hai pianto? Lo so. Hai sofferto? Lo so. Ma chiama a te a fare il primo passo. Qual è la situazione che stai vivendo difficile? Forse la tua vita è arida, forse non vedi una prospettiva di consacrazione perché hai qualche interdetto, e forse non vedi speranze nella tua vita. E poi quando accendi la TV si mettono le brutte notizie che in questi giorni noi stiamo ascoltando e sembra non finire mai, perché da quando è arrivato il Covid sembra non finire mai le brutte notizie che arrivano tutti gli anni. Tutte le settimane ce n'è una nuova, e quando tentiamo di respirare un attimo, neanche il tempo di finire il respiro, che arriva qualcos'altro. Eravamo a Roma, eravamo ad Arezzo, nella chiesa Hebron di Arezzo, dove oggi è il pastore della chiesa e che conosco benissimo, una bellissima realtà. Quando sabato mattina stavamo lì con alcuni gedeoni della Toscana per fare un meeting e ci arrivano le notizie da Israele, con tutto quello che abbiamo visto in televisione e con tutto quello che non abbiamo visto in televisione, che ci è stato solo raccontato. Che momento è della tua vita? Che momento è della vita della Chiesa? Ci sono momenti in cui possiamo dire proprio: Signore, per me questo è un momento buio, e per l'umanità questo è un momento buio. Israele fu perciò ridotto in grande povertà a motivo di Madian, e i figli di Israele che cosa fecero? Signore, aiutaci. Gridarono all'Eterno. Ecco la soluzione. E cosa succede? Succede che il Signore, adesso vedremo, il Signore gli dà una grande risposta. Ma vuole il Signore che noi lo riconosciamo nelle nostre situazioni, lo riconosciamo nelle situazioni di difficoltà, nelle situazioni che ci hanno fermato, nelle situazioni che ci pesano. E sapete, mi sembra dire: Signore, non muoverti, grida a me, grida a me. Quante volte abbiamo tentato di risolvere le situazioni? Quante volte ci siamo mossi perché siamo umanamente portati a questo? Qual è la soluzione? Mi è capitata sta cosa, parte la nostra mente, inizia a ragionare, a trovare 1000 situazioni. Fermati, prega, grida al Signore. Fermati, prega, grida al Signore. E voi mi potreste chiedere: quindi tu ce lo dici, quindi è sempre una scuola. Delle volte mi viene subito, delle altre volte passano 10 anni. Vi scandalizzate? Insomma, io non posso dire quello che non sono. E poi ti giri indietro e dici: io ho perso 10 anni dietro a questa situazione. Poi il Signore inizia a muoversi quando tu gridi, quando tu preghi, quando tu lo invochi nella tua situazione.
perché qui è passato del tempo, non è che da un giorno all'altro, questi sono andati avanti per un po' a depredare Israele e a colpirlo dove? Ti tolgono via tutto il bestiame, ti tolgono via il... vedete voi come era ridotto Israele? Ma invocano l'Eterno. Invocami nel giorno della distretta, e io ti risponderò. Quando anche le acque o il fuoco venissero nella tua vita a cercare di distruggere tutto, perché arriverà il momento in cui le acque del fuoco arrivano nella nostra vita. Signore, tu sarai con me. Noi di questo dobbiamo essere sicuri. Noi dobbiamo ricordarci tutte le volte che ci incontriamo e tutti i giorni andare a cercare, tra le letture che facciamo, tutti i giorni andiamo a cercare delle promesse che il Signore fa per noi, e ce ne sono più di 365. Fate voi, abbiamo 365 giorni all'anno. È come se il Signore dice: non dimenticarti, io ci sono, io ti amo, io sono fedele, io ti aiuto. Non entro perché il tempo va avanti, ma quando arrivano certe situazioni devi essere forte. Il pastore della mia chiesa, che ha perso un figlio tragicamente in un incidente, 27 anni, appena sposato, un nipote appena arrivato. Lui muore, questo ragazzo di 27 anni, la moglie dopo 15 giorni scopre di essere incinta del secondo. E tu non hai risposte, tranne che piangere. Non hai risposte. Puoi andare a dargli una pacca sulla spalla e dire: il Signore è con te, per quello che può servire. Quello che ammiro di questa persona è che da subito ha detto: la Chiesa non si deve fermare, io e mia moglie non dobbiamo fermarci. Oggi sono ferite che non si rimargineranno mai, ma sicuramente oggi sono persone diverse, molto attive nella Chiesa, molto presenti. E ringraziamo il Signore. La Chiesa si è stretta, la Chiesa ha pregato, la Chiesa ha invocato il Signore, perché quello poteva essere un momento difficile anche per la Chiesa. Abbiamo dato un significato dell'attacco del maligno alla nostra Chiesa, perché sapete, colpisce il pastore. Se lui va giù tutto. Abbiamo invocato il nome del Signore e il Signore risponde. Quando le nostre preghiere sono secondo la sua volontà, il Signore risponde. E allora al versetto 11 gridano all'Eterno e il Signore è grande, amorevole e fedele nei nostri confronti. Poi venne al versetto 11 l'angelo dell'Eterno e si sedette sotto la quercia di Ofra, che apparteneva a Joas e Zerita, mentre suo figlio Gedeone batteva il granaio nello strettoio per sottrarlo ai Madianiti. E di fronte ai momenti di difficoltà, vedete Gedeone, prendiamo per noi l'esempio, che cosa fa? Perché era nello strettoio? È una cosa molto piccola dove tu puoi lavorare, chiuderti dentro e lavorare il grano. Ha fatto un ragionamento molto semplice, umano e giusto. Se io lavoro fuori il grano, arrivano i Madianiti e me lo portano via. Mi chiudo, ci sono solo io, posso fare scorta e dar da mangiare alla mia famiglia. Dov'è la cosa sbagliata? Ma nel chiudersi aveva lasciato fuori tutto. E questo è quello che facciamo anche noi. Oltre a trovare delle soluzioni, potremmo anche arrivare a dire: sapete cosa c'è? Là fuori c'è il brutto, le notizie non sono buone, chiudiamoci, teniamo tutto fuori. Non è così che opera il Signore. Noi dobbiamo arrivare, come fece Gedeone, ad entrare nel piano di Dio, per la nostra vita e in quella situazione. Qual è il piano di Dio per la Chiesa oggi in un mondo di difficoltà? Qual è il piano di Dio nella tua vita che stai passando una difficoltà? Io, lo diceva la sorella, devo entrare nel piano di Dio. Posso pregare per gli altri, posso pregare per questo mondo, posso pregare che le persone cambino,
Ma il Signore ti darà sempre solo una risposta. Leggete la parola di Dio. Cambia tu. Ma ho preso sbelle da tutte le parti. Sì, io lo so, cambia tu. Quindi entrare nel piano di Dio, e non è semplice. L'angelo dell'Eterno, versetto 12, apparve e disse a Gedeone: l'Eterno è con te, guerriero forte e valoroso. Cosa sta dicendo l'angelo dell'Eterno? A chi sta parlando? L'Eterno è con te, guerriero valoroso. O guerriero valoroso. Ma scusate, non abbiamo letto prima che Gedeone si era chiuso per paura nello strettoio? Di che sta parlando? Quando il Signore si avvicina nelle nostre vite, Lui che è onnipotente e onnisciente, Lui ha già la visione di quello che ci sta per chiedere e di come finirà la storia. E questo ci mette al sicuro. E delle volte sono stato chiamato a fare cose, io ricordo anni fa, quando la Chiesa decise di andare per le strade e evangelizzare, allora anche lì i responsabili della Chiesa ci dissero: beh, sapete cosa c'è di nuovo? Quando andiamo nei paesi vostri a evangelizzare, sul pulpito predicherà la persona che abita in quel paese. Siccome 3 paesi su 5 erano della mia zona, mi trovai: come? Mi disse: vai tranquillo, non ti preoccupare, fatti guidare dal Signore e vedrai che parlerai alle persone, evangelizzerai e avrai dei messaggi evangelistici da dare. Va bene, ci credo, ok, è andato sempre tutto bene. Ricordo quando mia figlia, alla fine di una di queste riunioni, in macchina prese un bigliettino e mi disse: papà, cos'è questo? Era piccolina, 7-8 anni. Papà, cos'è questo? E c'erano 2 versetti sopra. Ho detto, gli appunti della predicazione di questa sera. Papà, hai predicato 40 minuti. C'erano 2 versetti. Perché non dobbiamo essere noi a fare le cose. Lo Spirito Santo, ce l'avete? Ce l'abbiamo? Ce l'ho? Funziona. Funziona, Lui sa quello che deve dire. Non preoccupatevi. Quando verranno a prendervi, quando verranno a portarvi nei tribunali, non abbiate paura. Perché lo Spirito Santo vi dirà esattamente in quel momento che cosa dovete dire. Tutto questo funziona, non è qualcosa di staccato, tutto questo funziona. E allora l'Eterno, che guardava avanti, poteva dire a questo uomo pauroso, un uomo come noi, con le stesse paure come noi, e che si faceva impressionare da quello che capitava, in questo caso i madianiti che razziavano tutto. Di fronte a quest'uomo, l'Eterno, l'angelo dell'Eterno può dire: guerriero valoroso. Tanto che Gedeone rispose e disse: Signore mio, se l'Eterno è con noi, perché mai ci è avvenuto tutto questo? Dove sono tutti i suoi prodigi che i nostri padri ci hanno narrato dicendo: non ci fece l'Eterno uscire dall'Egitto? Ma ora l'Eterno ci ha abbandonato e ci ha dato nelle mani di Madian. Ancora una volta, che cosa di sbagliato dice Gedeone? Nulla, perché i suoi occhi racconta esattamente quello che i suoi occhi stavano guardando. E c'era desolazione, c'era un popolo che depredava Israele, c'era Israele ormai ridotto alla fame. Fratello e sorella, con quali occhi tu stai guardando la tua problematica? Con quali occhi stai guardando ciò che di brutto succede nel mondo? Con i tuoi o con quelli del Signore? E sono 2 piani diversi. I miei guardano a livello orizzontale e quindi come Gedeone mi sta attorno, mi parla e mi manda dei messaggi, in questo caso negativi. Ma se li guardo con gli occhi del Signore, guardo le cose da sopra e ho un piano diverso. Inizio a vedere che il piano di Dio sta andando a compimento e che devo confidare in Lui. E Gedeone fece questo errore, soprattutto quando ci sono situazioni che toccano te personalmente. Questo diventa difficile, perché il problema del fratello Antonio non è il mio, posso pregare per lui, ma in fondo non mi tocca. Ma quando qualcosa ti tocca,
allora noi dobbiamo usare la fede e dire: Signore, fammi vedere questa situazione, quello che sta succedendo nel mondo con i tuoi occhi. Perché l'Eterno aveva deciso di liberare Israele e aveva deciso di prendere l'ultima persona del popolo di Israele, come vedremo. Queste sono le scelte che fa il Signore e noi non le dobbiamo discutere. Quindi quando noi ci approcciamo alle nostre situazioni, ripeto, che ci sono, o a ciò che stiamo vivendo anche come Chiesa, apro una parentesi. Chiesa sveglia, perché anche in Europa stanno arrivando i momenti in cui l'Evangelo non si può distribuire. E noi lo tocchiamo con mano in Francia, lo stiamo toccando con mano in Spagna, i paesi del nord Europa c'è una freddezza assurda delle chiese, con governi che arrivano e che chissà per quale motivo il loro più grande problema è mettere al bando. Noi lo sappiamo qual è il motivo, evidentemente, perché questo cambia davvero i cuori. Quando sei il Signore e guardi anche fuori, ti rendi conto oggi che le porte per l'Evangelo gli uomini le vogliono chiudere. Chiudo parentesi. E quindi il Signore, dobbiamo vedere anche in questo caso, per quello che dicevo, tutto quello che capita con gli occhi di Gesù. Signore, fammi vedere tu, dammi tu la soluzione. Ho un labirinto davanti a me, non capisco. Ripeto, Gedeone dice semplicemente quello che è accaduto e arriva a dire: ma ora l'Eterno ci ha abbandonato e ci ha dato nelle mani di Madi. Cosa sta dicendo? Non c'è più niente da fare. Basta. Getto la spugna. Basta. Ma così non è che risolvi i problemi. Quando getti la spugna e dici: non c'è più niente da fare, non è che quel problema sparisce. Perché il Signore avrebbe portato loro, Gedeone, Israele, e anche noi oggi ci vuole sempre portare a vedere le situazioni dalla sua prospettiva e a farci vedere qual è la soluzione. Che è sempre Lui poi la soluzione alla fine, perché è Lui che si muove. Perché noi sappiamo come è finita questa storia e una battaglia non si vince come l'ha vinta Gedeone. Perché noi non ci sogneremo mai in una guerra di avere delle lampade, di far rumore o di fare altro, o di suonare delle trombe attorno a delle mura. Non si vincono così le guerre, umanamente parlando, perché il nostro Signore è là e le vince anche così, prendendo uomini ai quali noi non affideremmo forse neanche i nostri occhiali, ma lì il Signore legge nel cuore. Quindi in questo parlare tra l'angelo dell'Eterno e Gedeone possiamo anche notare come l'angelo dell'Eterno va avanti, non si ferma di fronte a ciò che Gedeone dice, doveva arrivare a fargli capire alcune cose. Perché? Perché il nostro Signore ci conosce e non ha problemi. Giobbe alzò i pugni nei confronti di Dio per quello che gli era accaduto, tutto sulla sua pelle, tra parentesi. Si è offeso quel Dio? No, gli ha fatto capire come stavano le cose. Quando lo Spirito ha preso possesso di quel cuore, anche Giobbe ha iniziato a vedere tutto in ordine e sapete, i figli che ha perso, li ha persi. Tutta la ricchezza che aveva l'ha persa. Ma poi ha ricevuto il doppio. Proviamo a perdere un figlio, vediamo. Anche se il Signore me ne dà due. Che l'atteggiamento della moglie che gli dice: ma lascia, muori, ma basta. Ma voi mettetevi nei panni di una donna che ha partorito 10 figli e che non ne ha più neanche uno. Che trauma! Non vedeva più niente, era tutto finito. Ma il Signore, anche in questo caso, come nel caso di Giobbe, non fa caso a quello che dicono gli uomini. Ci conosce troppo bene per venire a polemizzare. Ma Lui ci prenderà, come fece anche con Gedeone, e ci porterà ad entrare nel suo piano e a farci dire: allora Signore, se tu vieni con me, io sono tranquillo. Andiamo, partiamo. Il popolo di Israele fu liberato. Allora l'Eterno si volse a lui, versetto 14, e gli disse: va con questa tua forza
e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando? E ancora, sembra che Gedeone parli per i fatti suoi e l'angelo dell'Eterno continua a fare il suo ragionamento. Vai con la tua forza. E gli dice una cosa, c'è un significato. Vai con la tua forza. Il Signore non ci chiederà mai di affrontare, come ci dice poi più avanti la parola, una situazione che noi non possiamo affrontare. Se tu oggi hai una situazione da risolvere, è giusta per te, hai la fede giusta per affrontarla, perché il Signore non ti ha dato un peso più grande di quello che puoi portare. Quindi dice a Gedeone, prendi quello che hai, una fede piccola, minuscola, che non si vedeva, perché dopo chiede tante conferme al Signore, la ricordate la storia? Prendi quello che hai e fatti usare da me, perché tu va con questa forza, salva Israele dalla mano di Madian. Ecco che il Signore gli rivela il piano. Lui sarebbe stato il generale di quell'esercito che avrebbe vinto quella battaglia. Dov'era? Ricordiamo dov'era Gedeone? Nello strettoio chiuso, pieno di paura. Lui era la persona che il Signore ha scelto per vincere quella battaglia e per liberare Israele. Ti senti troppo piccolo? Ti senti incapace? Non sei un buono a nulla? E tutte le cose che fai, soprattutto per il Signore, non vanno mai a buon fine? Sei la persona giusta per farsi usare dal Signore. Perché il Signore ragiona così. Sei la persona giusta per essere usata nel piano di Dio. Per entrare in quell'esercito, per portare anime, per vincere. Io ho visto persone che secondo me non erano nessuno nella Chiesa, ma nei momenti difficili svettare rispetto a tutti gli altri. Perché il mio giudizio è umano, si ferma a quello che vedo. Ma il giudizio del Signore guarda il cuore. E io li ho visti, li ho conosciuti e hanno preso un grande valore nella mia vita queste persone. Perché, come dirà sempre il Signore, l'ubbidienza vale più che il sacrificio. Il Signore vuole uomini ubbidienti. E in fondo, il non capace Gedeone, alla fine fu semplicemente ubbidiente. Disse, vabbè, se mi devi usare, ti ho chiesto anche delle prove, me le hai date, io non mi sento capace, ma se tu me lo comandi, io ci sono. Al Signore, è bastato questo. E Gedeone risponde, arriviamo verso la fine di quello che vogliamo dire questa mattina. Oh Signore, ed egli rispose, oh mio Signore, come salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più debole di Manasse e io sono il più piccolo della casa di mio padre. E il Signore ha preso proprio l'ultimo, ma non c'era nessun altro in tutto il popolo di Israele, saranno stati mica 10 persone. Un popolo di solito ha qualche migliaia di persone. Ma quando il Signore deve scegliere il re di Israele, arriva il sacerdote. Questo è bello, alto, forte. No. Questo, no. Dopo 7, giusto? Gli passa. E il sacerdote Samuele non capiva più niente. Ma qua non c'è più nessuno. Ma non è che per caso c'è un altro figlio? Sì, ma quello sta lì a pascere le pecore. Ogni tanto canta anche da solo. E il Signore dice, è quello. Scusa, voi chi mandereste in guerra o a governare un popolo? Ma i piani del Signore, i pensieri di Dio non sono i nostri. Fatemi dire, facciamocene una ragione. Accettiamolo. E lui dice appunto che è l'ultimo del popolo di Israele. E allora il Signore gli risponde, chiudiamo. E l'Eterno disse, ma io sarò con te. E tu sconfiggerai i Madianiti come fossero un solo uomo. Fratelli, io non ho più niente da dire, perché secondo me spesso la parola parla da sola e non devo aggiungere molto altro. Ma sicuramente il messaggio di questa mattina, il Signore ci vuole spingere e incoraggiare ad affrontare la nostra vita,
Questa mattina abbiamo lodato e benedetto il Signore, alleluia, il Signore è con noi. Il Signore è degno di essere lodato e magnificato e noi questa mattina lo abbiamo fatto. Ma questo Signore, sapete, quando finisce la riunione, verrà con ognuno di noi a casa e sarà sempre con noi. E per me questa è una grande sicurezza e spero che per tutti noi sia una grande sicurezza. Affrontiamo le nostre giornate, le nostre situazioni, lodando e benedicendo il Signore. E anche nelle difficoltà troviamo il tempo di appartarci, dire: Signore, non so perché, sto soffrendo e sto piangendo, ma voglio lodare e glorificare il tuo nome, perché tu sei degno. E questa situazione e queste situazioni sono nelle tue mani e tu le hai già vinte. Che il Signore ci benedica. Amen, alleluia. Grazie fratello Costanzo. Il Signore ti benedica e il Signore gli apparve e gli disse: il Signore è con te, o Chiesa forte e valorosa. Amen. Come dicono i giovani, oggi abbiamo ricevuto una botta di autostima. Se ci credevamo poca cosa, il Signore oggi ci ha detto che siamo preziosi agli occhi Suoi. Abbiamo una battaglia da fare, qui veniamo per ricaricare le batterie, le pile, chiamatele quelle che volete, ma fuori c'è la nostra battaglia. E se ci sentiamo gli ultimi, abbiamo sentito, ci è stato ripetuto, il Signore usa gli ultimi. E come si dice, e li porta in gloria. Vogliamo concludere con un cantico? Alleluia. Grazie Signore. La cosa più importante è conoscere te. La cosa più importante è conoscere te. Conoscere te. cosa più importante
alleluia, alleluia. Signore, ti ringraziamo ancora per il consiglio prezioso della tua parola per ciascuno di noi. Signore, grazie per le forze che ci darai per affrontare ogni situazione, Signore, fuori di qui. Grazie perché tu sei sempre con noi e ce l'hai promesso. Grazie perché lo sperimentiamo. Signore, ora ti chiediamo di benedire ancora quanti non sono in mezzo a noi, in modo particolare gli ammalati, coloro che non sono presenti, Signore. Benedici anche il pastore lì dove si trova, Signore, sii con lui, Signore, e che ogni cosa sia fatta per l'avanzamento del tuo regno. Accompagnaci ancora alle nostre case, noi ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Buona domenica a tutti, che il Signore ci benedica. Amen.